Bentrovati, 16ª puntata, la prima dell'anno per noi, ma ritorniamo sempre pimpanti come sempre per cercare di parlare dello sport a 360 gradi che praticamente riguarda la provincia agrigentina. Partiremo dal calcio, ma parleremo anche di altre discipline e non a caso questa puntata noi abbiamo ospiti. Per esempio la Messina, Cristiana Messina dell'Aragona Volley. Buonasera. Abbiamo Ciccio Nobile, con lui ci soffermeremo chiaramente a parlare di Akragas e come di Akragas parleremo anche con Totò Bottone. Ma buonasera caro Totò. Ciao. Abbiamo anche il nostro Silvio Laporta che è il direttore generale dell'Empedoclina. Sapete tutti che l'Empedoclina è in prima categoria, però ci sono i presupposti affinché possa risalire la china, ma anche loro hanno un grosso problema da risolvere e che riguarda come l'Akragas e lo stadio, nel senso che forse c'è l'illuminazione al Collura, però diciamo che ci sono altri problemi inerenti invece alla recinzione e qualcos'altro. Bene, entriamo nel vivo della trasmissione. Ecco, io vorrei partire un attimo con l'Akragas perché in questi giorni se ne stanno dicendo moltissime, c'è una mezza verità, anzi la verità è stata rivelata, è un gruppo di iraniani che è interessato all'acquisizione dell'Akragas. Da un momento all'altro ci potrebbe essere la classica telefonata di assenso, ma prima di partire, ecco, questi iraniani hanno detto che sono fortemente interessati all'acquisizione del titolo dell'Akragas. Ciccio, che ti risulta? Sì, questo mi risulta pure a me che sono interessati, tanto è vero che una delegazione andrà nella terra dell'Iran per incontrare Teheran, per incontrare quelli che vogliono prendere l'Akragas. Già questo la dice lunga, perché se non c'era l'interessamento, non volevano prendere, non ci interessava andare fino a... Questa è la volontà, però ci sono i tempi da rispettare, caro Totò. Sì, è proprio. Sì, e purtroppo spesso i tempi delle trattative o di quant'altro sempre si scontrano con quelle che sono le scadenze, diciamo, un po' per l'iscrizione come abbiamo vissuto il 2017, in questa occasione anche di calciomercato, perché purtroppo a fine gennaio si chiude e quindi sarebbe opportuno che nelle more che questa trattativa vada in porto ci si muova, magari avendo l'ok soltanto sulla parola, come si può dire, per mettere in moto, diciamo, un meccanismo che possa portare qualche giocatore che possa rinforzare la squadra da un punto di vista tecnico, anche perché qualche partenza illustre c'è stata pure, per cui dico, sia da un punto di vista numerico ma anche qualitativo, tecnico, è necessario che questa squadra quantomeno ci possa portare a una salvezza sperata o quantomeno a disputare i play-out, visto che non c'è una retrocessione diretta, cioè evitare gli 8 punti di scarto tra l'ultima e la 16ª che poi possa condannare direttamente. Per cui auguriamoci un altro ulteriore miracolo quest'anno, che sarebbe il più clamoroso dei tre, dei due già vissuti, e questo sarebbe il miracolo dei miracoli. Però dico, aspettiamo questa conclusione di questa trattativa, che ci auguriamo sia positiva, anche perché altrimenti si spalancano le porte del baratro di una retrocessione quasi scontata, ma ancora peggio di un possibile anche fallimento. Non sappiamo poi quali saranno gli umori dei dirigenti e della piazza al riguardo. Certo, chiaramente. Però c'è un discorso che nel girone C proprio della nostra Serie C non c'è nulla di scontato, certo, perché la federazione sta facendo carne da macello con moltissime società, cioè ancora la classifica è quella che noi vediamo e sappiamo, però ancora non è che è detto che infatti, Carmelo, alla fine potrà finire in quella maniera. Ciccio? Se tu vai a vedere il presidente della Paganese, dell'Andria, già il presidente della Paganese vuole mollare tutto perché non ce la fa più, ma sono tante altre squadre. Poi ti voglio dire, molte squadre si aspettano ancora di pagare settembre e ottobre,
non novembre e dicembre, settembre e ottobre, agosto e ottobre, luglio e agosto, cioè ci saranno molte penalizzazioni grosse. Noi ancora queste cose, diciamo che qualche cosa noi sappiamo, chi è addetto ai lavori, magari fuori non si sanno, e secondo me se fra oggi e domani arriva la classica lettera di intenti e danno mandato al direttore Russello di potersi muovere, già penso che ad Agrigento entro fine settimana in questi giorni io ho parlato con Ernesto Russello, lui ha detto io sono pronto, io devo avere soltanto l'incarico, mi devono dare il via e poi io so quello che devo fare. Io ti posso dire che molti gli hanno telefonato perché vogliono venire ad Agrigento, perché sanno che Agrigento è una bella piazza dove molti qua sono venuti che erano dati per finiti e poi chi è andato a giocare in Serie A, chi come 2 anni fa o l'anno scorso qualcuno che magari ormai non lo cercava più nessuno, ora sono ben visti e sono ricercati. Sono stati valorizzati. Sì, ecco, siccome conoscono la piazza, e ti posso assicurare che hanno cercato Ernesto Russello, anche perché, parliamoci chiaro, Ernesto Russello è uno che ha fatto calcio, lo conoscono in tanti. Quando uno dice devo andare ad Agrigento, chi c'è? Russello. Magari fanno qualche telefonata, non me ne voglia chi c'era prima che di calcio non aveva mai fatto. La gente dice l'esperienza è una persona seria, è chiaro. Perché noi siamo partiti, Carmelo, la verità è una, quest'estate noi siamo partiti malissimo, perché se tu vai a vedere anche i giocatori come si sono presi e come si sono presi, è difficile ora a dicembre fare pure mercato. Credimi, è difficilissimo perché... Infatti si chiama di riparazione perché sì, però riparazione, però ti posso dire una cosa, fare calcio non è così facile come qualcuno pensava, perché quando tu vai a stipulare un contratto a inizio di campionato e poi dopo 6 mesi devi rimodularlo, se non ci sono le carte giuste, con certi vincoli, noi abbiamo giocatori che ce le hanno dati, però se noi dovremmo ritornarli indietro perderemo tutto quello che abbiamo dato, mentre altre società tipo, ti posso dire, il Siracusa con la Neri, se prende un giocatore, se a dicembre lo ritorna, la società di appartenenza gli dà i soldi. A noi questo lo perdiamo, questa è la differenza. Devi pure andare a mediare con le società se devi fare il mercato anche in uscita. Allora ti posso dire che in molti hanno chiamato per vestire la casacca biancazzurra perché conoscono la piazza. Già sentire queste cose, dottore, è confortante comunque. Il problema, dico, dell'oggi e della precarietà con cui si è vissuto da giugno, da quando ci siamo iscritti per il rotto della cuffia ad oggi. Chiaramente tutto si è fatto in maniera precaria perché la disponibilità, la liquidità era pure quella che era. Per cui sì, vabbè, no, sono d'accordo con te sull'aspetto. Non c'entra. Se io vado a prendere un giocatore di una società, lo capisco quello che tu dici, però siccome si viveva al quarto d'ora, alla mezza giornata, probabilmente non essendoci un progetto a lungo termine, magari interessava poco curare l'aspetto del contratto, capisci? Qua è un problema strutturale. La Serie C si è visto, come dici giustamente tu, in tutte le piazze, ormai si è visto, si è consacrato che è una cosa difficilissima. Tutte le società sono in difficoltà, tranne quelle 2 o 3 che lottano per il primato, che hanno alle spalle una grande piazza, 6-10 mila abbonati. Tutto il resto, tutte le altre società vivono, e abbiamo sentito anche i segnali da Siracusa, inaspettati. Dico, dovunque praticamente c'è malessere, perché poi
passato il fugace entusiasmo, poi bisogna scontrarsi con la dura realtà dei soldi e fare un campionato di Serie C. L'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, ma altri lo vivono costantemente perché ci sono società e presidenti che lo hanno fatto già per 4, 5, 6 anni in altre piazze. È diventato pesante, per cui ora... sì. Allora, scusate un attimo, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Ciao Ernesto, buonasera. Ciao Carmelo, buonasera a tutti. Qua ci sono amici nostri che tu conosci, Ciccio Nobile, abbiamo dato Bottone, abbiamo anche un esponente dell'Empedoclina, abbiamo Silvio Laporta e poi Cristiana Messina dell'Aragona Volley. E allora, stavamo parlando proprio di te Ernesto, cioè Sì. non appena arriva questa lettera di intenti accettata dal gruppo iraniano, tu sarai pronto sicuramente a scegliere quello che tu ritieni opportuno per questa squadra, d'accordo con lo staff? Intanto ci auguriamo che questa lettera di intenti verrà firmata ed è tutto a posto. Siamo in attesa pure noi dell'Agragas, quindi quantomeno io pure. Speriamo bene, è una cosa che ho sensazioni positive stavolta. Ecco, Hanno dimostrato che sanno il fatto loro, che sicuramente non sarà un problema economico, solo giustamente vogliono un po' di tempo, lo vogliono, però gli abbiamo fatto capire pure, almeno io personalmente gli ho fatto capire la cosa più importante, che è un mese un pochettino particolare questo, quindi bisogna essere più veloci possibile, anche se non voglio fare pressioni, perché sapete che se questa società che vuole comprare vuole intervenire pure sul mercato, quindi bisogna tra l'altro arrivare un pochettino prima degli altri. Se ci sono delle trattative in corso non le puoi tenere in eterno, parliamoci chiaro. No, ma sai perché? Perché sia in entrata che in uscita non è giusto, non è professionale, e manco umanamente mi sento in grado di né trattenere ancora chi ha mercato in uscita, né chi potenzialmente potrebbe vestire la casacca bianca e azzurra per i prossimi quantomeno 6 mesi. Ernesto, ti faccio una domanda secca. Se tutto coagula, cioè significa che il gruppo iraniano firmerà questa lettera di intenti, tu pensi che la stragrande maggioranza dei giocatori che sino ad ora hanno espresso, non so, la volontà di andare via, rimarrebbero ancora qui ad Agrigento? Guarda, ripeto, io ho un gruppo di ragazzi che purtroppo per mia abitudine mi ci affeziono. Io sono chiaro con loro e sono stato chiarissimo dentro lo spogliatoio. Chi è che ha volontà di andare via non lo posso fermare, però di tutti questi purtroppo ha avuto una buona occasione anche il professionale Antonio Sepe, non ha voluto attendere, da un po' di tempo il suo procuratore l'ha gestito un pochettino maluccio, anche se è un amico mio, Mimmo Cecere, è da tempo che manifesta sul fatto del Catanzaro, che gli ha fatto, si vede, un buon contratto, e io non l'ho tenuto, anche perché a queste condizioni Antonio Sepe non mi serviva più, né con gli iraniani né senza iraniani. La stessa cosa ho detto agli altri, però c'è gente che ha 3-4 giocatori che hanno tanto mercato, eppure vogliono aspettare se migliorano le cose per risposare questa Agragas nuova che verrà. Quanto è importante la presenza di questi procuratori? Com'è? Quanto è importante la presenza di questi procuratori in questo momento? Importante non è importante, poi c'è il procuratore di Sepe, voleva che Antonio cambiasse aria e è stato accontentato. Giustamente l'Agragas, abbiamo guadagnato un po' tutti, nel senso, non tanto nel senso economico, intanto abbiamo risparmiato un contratto da rispendere sicuramente con l'entrata di questo gruppo iraniano, che alla fine, oltre al budget che ti vogliono aumentare per fare mercato, dobbiamo inserire pure l'uscita di Sepe, e quindi a oggi i giocatori disposti a sposare l'Agragas, anche a sposare la classifica dell'Agragas, ce ne sono tanti, ma poi bisogna cercare, oltre al giocatore, pure l'uomo. Bisogna essere di grosso spessore per venire ad Agrigento. Ci siamo capiti. Senti, c'è Totò Bottone che ti vuole rivolgere una domanda. Ciao Ernesto, io ti volevo... Ciao dottore. Ciao, ti volevo fare una domanda più che altro che esula forse dai tuoi compiti. Io so che tu sarai in grado di portare gli elementi che
saranno necessari affinché l'Agrigas possa salvarsi. D'accordo col tecnico pure, Totò. Io ti chiedo invece, sai qualcosa al riguardo sul bomber dei bomber che manca ad Agrigento, cioè sulla classica situazione dell'illuminazione allo stadio? Ci sono delle novità? Tu sai qualcosa, ce lo puoi dire? Oppure non... No, ve lo dico perché a me piace essere trasparente, anche perché sapete che sono agrigentino, quindi sì. questo fatto di nascondere le cose in questo biennio, forse la pecca che è stata di questa biennio è stato questo, di essere un pochettino chiusi e non aprire le porte. Allora, quindi... io ti dico una cosa, che ho percepito che la Lega ha aperto un pochettino la porta, l'ha aperta. Ora sta a noi fargliela aprire tutta. Anche perché, giustamente Ernesto, per ora là in federazione, tu sai meglio di me quello che si sta vivendo. C'è Gravina che ha avuto 60 voti, quindi di tutte le società, 59 quelle che sono, per essere candidato a reggere la FIGC. Per cui dico, se dovesse essere eletto lui, sicuramente magari si apre oltre la porta, credo anche la finestra, però anche con gli altri speriamo che finalmente si possa risolvere, almeno per quest'anno, visto fare una specie di sanatoria, insomma, permettere alla gente di poter andare allo stadio. No, certo, magari le colpe... dicendo la verità, dottore, andando a dirgli la verità solo, che noi, se c'è una strada per ritornare all'Esteneto, ce la devono dire, la faremo, perché, ripeto, ho percepito che hanno aperto un pochettino la porta. E questo... Prima era sbarrata, abbastanza sbarrata, ora l'hanno riaperta, ne dobbiamo approfittare, andare su e andarcela a discutere. Bravo. Questo è un buon segnale comunque. Sì. Posso confermare io, direttore, no? Ciao Ciccio. Ciao. Io confermo quello che hai detto tu e non dico altro. Vabbè, anche perché sei sempre presente e ascolti tutte le telefonate. Sì, appunto. Se hanno aperto una porta, come dice Totò, il merito è anche tuo, perché quando tu, visto che io, come dici tu, ho ascoltato le telefonate, sei uno chiaro e diretto quando parli. Il merito è sempre dell'Aga, perché io in questo momento rappresento l'Aga, rappresento Ernesto Russello, però bisogna essere, come tu sai e come hai sentito qualche telefonata, sì. Bisogna intervenire giusto, nei modi giusti, con tanta umiltà, e pure andarci pure dentro bene. A me qualche telefonata l'hai sentita. Sì, e questo ti voglio dire, a me mi ha fatto piacere quando ho sentito una telefonata di uno che ti ha detto che con te si poteva parlare di calcio, ha detto finalmente quest'anno sto trovando una persona che possiamo parlare di calcio e che capisce di calcio, ecco, e là si è aperta la porta, e questo mi fa piacere, perché il calcio non si inventa dall'oggi a domani. Comunque, tu Ciccio, sai che il miglior acquisto, come ha detto il dottore, doveva essere l'Esteneto. L'Esteneto ti porta 10-12 punti in un anno, ora ci sono 6 mesi, ma 7 punti in più all'Esteneto li farai sicuramente. E l'avremmo fatti pure così, anche con questa squadra. Sì, tutto sommato io sono d'accordo con te, dottore. Sì. Ernesto, a quest'ora, senza la penalità e giocando all'Esteneto, saremo a parlare di qualcos'altro in questo momento di partita. Ernesto, prima di chiudere, la situazione dello spogliatoio, cioè nel senso dell'infermeria, ecco, come sta per esempio il nostro stopper, quel ragazzo molto interessante? Il ragazzo fortunatamente non c'è stato bisogno di intervenire chirurgicamente, ed ha ripreso abbastanza bene, è uno tosto, questo ragazzo è un ragazzo tosto che si è fatto suo e che si è messo subito a disposizione. Penso che già per Monopoli sia pronto. Benissimo. Senti, quella famosa amichevole col Sion? Amichevole col Sion, aspettavamo notizie fino a ieri, non sono arrivate, che ora è difficile pure organizzarla, perché essendo un'amichevole internazionale bisogna intervenire in Lega con gli arbitri 4-5 giorni prima. E non ce la facciamo. Se ancora non si fanno sentire, pazienza, noi facciamo... Concentriamoci sul Monopoli. Forse la mia situazione. Ernesto, ti saluto, grazie per essere intervenuto nella trasmissione.
Grazie a Ci tutti. vediamo. Ciao, Buonasera. arrivederci. Buonasera a tutti. Chiudiamo un attimino la parentesi con l'Acregas perché dobbiamo dare anche ora la parola alla nostra Cristiana Messina. E allora, come vanno le cose in casa pallavolo Aragona? Per adesso vanno molto bene, siamo seconda in classifica perché abbiamo avuto il turno di riposo, però ovviamente non ci siamo riposate dagli allenamenti, abbiamo lavorato sodo per affrontare quest'altra partita. Giocheremo in casa con una squadra dello Stefanese che è da non sottovalutare come del resto tutte le altre squadre, perché comunque si trova alla quarta posizione ed è formata da elementi. Voi siete in seconda posizione con quanti punti di distacco dalla prima? Con 24 punti siamo 2 punti di distacco, ma soltanto perché la squadra ha giocato e noi ci siamo riposate, quindi adesso tocca a noi giocare questa partita, questa settimana, per riprendere in mano il primo posto. Ecco, noi stiamo parlando a Terrasini, che diciamo che è la squadra leader del campionato. Sì, sì. Tu pensi che questo campionato si possa decidere negli scontri diretti? Sì, penso di sì. A proposito degli scontri diretti, il Terrasini giocherà con il Sant'Agata proprio questa settimana, quindi sarà abbastanza decisivo questo scontro. Mentre noi le incontreremo poi nel girone di ritorno circa a metà febbraio. Ecco, ancora siete nel girone di andata. Sì, è l'ultima partita del girone di andata, questa di sabato. Invece le compagne come stanno reagendo? Perché hanno avuto un inizio un pochettino stentato. Infatti, ora mi sembra che sia carburata la squadra. Perché comunque ognuna di loro ha una capacità tecnica abbastanza alta, quindi l'unico problema era una coesione del nuovo assetto della squadra, essenzialmente era solo quello il problema. Adesso che invece siamo una squadra abbastanza unita anche al di fuori del campo, le cose cominciano ad andare meglio. Ecco, parliamo invece dei vostri tifosi, mi sembra che Anche aumentano tifosi, sempre di sì, numero, vero? Sì, Vi seguono abbastanza, anche fuori casa penso, numerosi. no? Sì, come per esempio mio padre ci segue sempre, anche altri genitori, sì. Siamo abbastanza seguiti, sostenuti e questo è molto importante per proseguire i nostri obiettivi. Riprenderemo subito dopo. Sì. Empedoclina, Croce Delizia della provincia di Agrigento. È una squadra che è stata in maniera ininterrotta per decenni sempre presente nei vari campionati, poi ci fu un momento che ha cancellato tutto. Ora quando ritorna la squadra, ecco, c'è lo stadio che non è in perfette condizioni. Voglio parlare subito di stadio e poi parleremo anche della squadra, chiaramente, perché è una cosa che sta molto a cuore non solo ai tifosi Granata, ma anche a chi vi sta vicino. Agrigento per esempio, Agrigento con Portoempedocle che ha avuto sempre un grande feeling e non a caso tantissimi giocatori empedoclini hanno giocato con la maglia dell'Acregas. E ci ha ospitato pure quando giocavamo in Camponeutro. Quando È stato scelto proprio lo stadio di Portoempedocle, ricordi quando stavamo, quindi ci hanno ospitato gentilmente e abbiamo giocato. Silvio, Sì. tu che sei direttore generale. Allora, innanzitutto è, come dire, brutto dover parlare più che altro degli impianti sportivi invece di parlare dei risultati, però purtroppo in questo momento, in questo contesto, abbiamo sia noi che Agrigento Tu vedi dei che problemi. è un malcomune. È un malcomune e purtroppo non posso dire che è un mezzo gaudio, anzi, No. assolutamente, perché come dire, l'apporto del pubblico è fondamentale. Prima al telefono il DS Russello diceva proprio questo, il Lesseneto poteva dare, come dire, qualche punto in più in questa come dire, rincorsa verso parlavano prima del discorso degli 8 punti che servono per poter fare il play-out, perché quest'anno non c'è la retrocessione diretta. E anche noi, anche se devo dire che i ragazzi, nonostante giochiamo a porte chiuse, il fattore campo, non lo so, lo sentono fortemente perché siamo quasi inespugnabili, anzi fino ad ora non abbiamo mai perso una partita, abbiamo tutte vittorie e un pareggio. E tutte le squadre che abbiamo incontrato, fra l'altro le nostre rivali ai playoff, ultima ieri l'Aragona, l'abbiamo sconfitti e quindi nonostante tutto immagino cosa
porterebbe, quale entusiasmo porterebbe una riapertura dello stadio. Parliamo un attimo del pubblico, perché ho visto qualche fotografia fatta dal nostro Parisi, Sì. che si intravede il pubblico fuori lo stadio che tifa come se fosse dentro lo Sì. stadio, cioè è una cosa... È paradossale, però alla fine c'è sete di calcio a Porto Empedocle, come dicevate prima, è una piazza importante, quindi il calcio, noi come gruppo dirigenti stiamo cercando proprio questo, riportare un certo entusiasmo a Porto Empedocle perché è una piazza importante e lo vediamo giornata dopo giornata grazie ai risultati che riusciamo a fare, che già si è organizzato un gruppo di ragazzi, ci sono gli Ultras Granata, da fuori la strada ci sono dei ragazzi con dei fumogeni ieri che facevano pure il loro tifo sfrenato e questo è paradossale, vedere tutte queste persone fuori. C'è una recensione, sto vedendo che ci sono delle immagini, sì, che praticamente vabbè, questo è il campo di gioco che è sempre lo stesso, però per quanto riguarda la gradinata non abbiamo la possibilità di far sentire ancora più da vicino il calore dei nostri tifosi ai nostri giocatori. È un peccato anche perché oltre a dare un supporto diciamo ai ragazzi, potrebbe dare un supporto pure a noi dirigenza, perché anche un minimo contributo all'interno, quindi un supporto economico da parte dei tifosi, può far sì che noi poi quando andiamo in trasferta possiamo sostenere meno costi, perché i costi, anche se è un campionato minore, siamo in prima categoria, sicuramente non sono i costi che sostiene l'Agragas. Silvio, non so se tu lo sai, questo stadio è stato il primo in assoluto ad essere stato costruito in erba. Sì, io lo so, nel senso tramandato da persone più grandi di me che mi dicono che appunto aveva l'erba ed era ancora oggi si intravede, come dire, la struttura che è proprio quella di un campo in erba, e infatti il campo di gioco pur essendo in sabbia lascia intravedere a chi ha competenze che si tratta di un impianto sportivo abbastanza valido. Poi guardate, è un peccato quello che stiamo vedendo. È una cosa che non vorremmo vedere. Ormai viviamo da quasi 4 anni questa situazione e dire che... Questo era l'ingresso dentro lo stadio? Sì, quindi la gradinata, c'è completamente il muro che è caduto sulla gradinata e quindi ostruisce l'agibilità Mi ricordo che si entrava dalla porta sud e poi si saliva e si andava. Però vorrei chiedere una cosa, non so se, siccome ricordo che dall'altra parte, diciamo, la gradinata dove non esistono gradoni, ma il pubblico non si potrebbe fare affluire là e ottenere magari, al di là che la gradinata è inutilizzabile, si potrebbe un piccolo settore regendato anche magari all'impiede. È stato sottoposto da noi dirigenti, Guarda là. Diciamo che si è intravista la possibilità di trovare una soluzione, addirittura si era proposto eventualmente di abbattere di altri 5 metri la zona pericolante e lasciare anche aperta tutta o l'altro lato, diciamo, proprio dall'altra parte completamente, però siccome la gradinata, diciamo, siccome in questo momento c'è queste voci di rifinanziamento dello stadio, diciamo, quindi poi si va oltre e si dice facciamo le cose in grande. Io sono un tipo molto pragmatico e pratico, vorrei in questo momento, perché sta passando un'altra stagione, che si facesse quello che ha proposto prima lei. Purtroppo fare affluire 100 persone dall'altra parte, regendata, chiusa, assolutamente, distante centinaia di metri da lì. Condivido, perché come vedete c'è una parte che ma anche non utilizzata questa granata, io dico dalla parte opposta, dico dalla parte dove ci sono le panchine, dietro, là c'è la recinzione, si può chiudere là e fare affluire la gente all'impiede. Questo non lo so, anche una cosa minimale. A tipo Prato tu dici? Sì, invece di farlo stare fuori lo stadio, fuori il recinto. Poi ci sono delle, vabbè, c'è la commissione che quindi non entriamo in merito a questo, perché magari noi come amanti di sport vorremmo che, però poi si
si intravedono dei limiti, diciamo, burocratici che non permettono di andare oltre, però diciamo dalla parte della gradinata qualche cosa si potrebbe fare. Dall'altra parte. Noi dobbiamo, ora continueremo a parlare di empedoclina, però io dico una cosa, mandiamo un po' di pubblicità, così ora ritorniamo e poi approfondiamo un po' tutti i temi relativi agli ospiti che noi abbiamo in studio. Può partire la pubblicità. Hai un immobile da vendere? Cerchi casa? Ti serve un ufficio, un locale commerciale o cerchi un terreno? Biro Affare è l'agenzia immobiliare che fa per te, attenta alle necessità di venditori ed acquirenti. Vieni a trovarci a Favara oppure vai sul nostro sito. Troverai assistenza, competenza e cortesia e l'affare immobiliare che cercavi. Per la tua pubblicità in Sicilia su TVA LCN 92 chiama il 337 96 5560. Argomenti molto interessanti stiamo affrontando questa sera, tra l'altro il nostro Ernesto Russello ha parlato di questa porta che si è socchiusa ora, prima era ermeticamente chiusa, ora si è socchiusa. Che cosa ha voluto dire Ernesto, Ciccio? Fammi capire, io ancora non l'ho capito. Ernesto ha detto, io sono stato con lui. Stava parlando dell'impianto di illuminazione. Sì. Io sono stato con lui. Ci sono altri modi per poter giocare ad Agrigento e ci hanno aperto la porta, però tutto passa attraverso la società, perché ci sono dei costi che si possono sostenere, perché noi andiamo a giocare a Siracusa e c'è un costo. Certo. Però se c'è... Ci sono dei costi, ma non c'è un incasso. E non c'è l'incasso, noi non abbiamo incasso, non abbiamo sponsor, già perdi tutto. Perciò si può fare, perché ti posso assicurare che la società non sta badando a spese, diciamo, per tornare di nuovo ad Agrigento, però ci vuole la società. E allora, se si fa la società, io sono convinto che in giro di 20 giorni possiamo giocare qua, perché a noi non ci manca niente, il campo l'abbiamo, sì, ma tutto. da casa chiedono, allora, come? Io posso come? Io ce l'ho, no Carmelo, come? Cioè, io lo so come, ecco. Però vorrei che lo dicessi pure tu. Allora, io l'ho scritto sul giornale, l'ho detto io, l'ho lanciato il messaggio. Lo sanno tutti, come ha giocato il Frosinone, come ha giocato il Latina con i fari mobili. Ecco, stiamo parlando allora di una alternativa. Fari mobili, illuminazione mobile non fissa momentaneamente. Sì, questi 6 mesi si può fare e c'ha un costo. Però, tra l'altro pure omologati anche dalla FIGC. Sì, anche perché il Frosinone e il Latina l'hanno fatto. Voglio aprire una parentesi, a noi ce lo danno perché noi abbiamo tutto. Siccome io sento ancora lamentare il presidente della Leonzio che dice che non gli hanno dato la deroga perché agli altri per 3 anni, voglio essere chiaro, perché io ho rispetto per i tifosi della Leonzio, però voglio dire al presidente una cosa, che se oggi lui non gioca in casa non è perché non ha l'impianto di illuminazione, là mancavano altre cose, magari la sala medica, la sala antidoping, il GOS, videosorveglianza. Non penso che era solo perché mancavano l'impianto di illuminazione, perché gliel'avrebbero dato. Siccome poi si vuole cercare sempre un capo espiatorio, noi non siamo un capo espiatorio, perché noi stiamo facendo di tutto e noi siamo contenti se la Leonzio gioca in casa, perché è giusto che come abbiamo usufruito noi, usufruiscono loro. Però
non è perché mancano le luci, perché ci sono altre cose. Noi stiamo provvedendo a questo, la società, no noi, io no, non dico Anche noi noi. perché io non dico noi perché mi sento un tifoso, mi sento uno di loro, però dico la società E poi sta facendo tra l'altro tutto Ciccio, per fare giocarci là. siamo alla terza giornata di ritorno. Quante partite dovrà disputare la Carragassa in casa? Carmelo, Meno di 10? sì, perché Molto abbiamo meno due di 10. turni, abbiamo poi 2 turni. Questa con il Monopole secondo me non ce la facciamo. Però se si fa la società io sono convinto che la in prossima un giro volta, di 10 giorni possiamo 15 fare, giorni. anche perché è la legge che te lo dice. Noi avendo questi fari mobili si può giocare perché rispettano i 25 metri, i 500 lux, a noi ci manca solo questo. E poi sono omologati Poi- dalla FIGC. Certo, ci ha giocato il Frosinone in Serie B, ci ha Quindi giocato il problemi Latino. non ce ne stanno. Non Quindi devo- l'escamotage è questo, cioè non è un... l'illuminazione mobile, Ha un che si può costo, fare, però. siamo attrezzati, hanno preso qualche Contatto Qualche con contatto? Carmelo, io ti dico, non voglio andare oltre perché io, quando Ernesto poco fa parlava, e quando quel dirigente gli ha detto che parlava di calcio, proprio per queste cose, perché lui quando si è informato e ha parlato, poi ha fatto i fatti subito, non le chiacchiere, poi vediamo. Certo. Lui subito si è attivato. si è attivato insieme a Silvia Alessi, perché dobbiamo dirlo, Silvia Alessi insieme a Ernesto hanno contattato la ditta, si è contattato la federazione, cioè si è visto, si è chiamato l'ingegnere consulente. Mirko Piranio della società perché ci vuole una carta, cioè, cose tecniche che hanno fatto loro. Quindi dei passi Dico, avanti l'area- sono stati sì, di sì, preparazione, l'area attenzione. con la società Silvio Alessi diciamo che ha fatto tutto, però quello che frena a oggi è perché c'è un costo Ecco che perché. costano La famosa risposta, che è importante. lettera di intenti controfirmata, certo, sì. è importante se Carmelo, arriva. se arriva la lettera di intenti Si è sbloccano tante normale cose. che ti posso dire una cosa, la federazione subito penso che andrà a Ernesto Rossello perché ormai hanno fiducia, Ernesto non è quello che va a Firenze per andarsi a mangiare al ristorante e dire ho mangiato con Carmelo, con Ciccio, no, Ernesto va là per lavorare perché Ernesto di mangiare mangia a Villaggio Peruzzo che si mangia bene, non ha bisogno di vantarsi di aver mangiato con Tizio con Gai che poi sono tutto fumo, là ci sono i fatti e io ti posso dire che sono fiducioso perché ho ascoltato delle telefonate, ho visto il lavoro che stanno mandando avanti insieme a Silvia Alessi, perché Silvio ha dato mandato, dico, secondo me manca poco, manca solo la lettera di... Comunque di tanta intento. carne al fuoco su questo, caro Totò, Sì, non ci sono. ma io volevo riprendere il discorso della Leonzo per poi ritornare subito a noi. Anche noi abbiamo esordito a Trapani, ma non per l'illuminazione, perché ci mancavano tutte quelle cosine. Esatto. Pur avendo la deroga, noi non l'abbiamo subito potuto usufruire perché ci mancava la mancavano- linea sotto gli anni. Esatto. Per cui i problemi della Leonzo sono quelli problemi nostri di Trapani quando giocavamo a Trapani. Gli Non è spazi solo per i tifosi l'illuminazione. ospiti. Perché era uno stadio molto carente, mentre il nostro manca soltanto l'impianto di illuminazione, potrebbe benissimo ben figurare nei campionati di Serie B Anche senza nessun... tranquillamente. Perché Anche noi perché- vediamo stadi anche di Serie B, non parliamo di quelli di Serie C, dico torto le 3-4 piazze che hanno disputato i campionati di Serie A, per cui hanno lo stadio da Serie A super attrezzato, eccetera, eccetera. Tutto il resto poi vediamo cambi e lasciamo... Parliamo del nostro, evitiamo commenti Noi sugli abbiamo altri. speso Anche 120.000 perché euro. mi voglio allacciare al discorso delle torri mobili, perché il costo, qualcuno parla di 4.000, 5.000 euro, io non voglio scendere perché non sono un tecnico, però ricordo a me stesso e a tutti, a quelli che ci ascoltano, dobbiamo giocare in casa col Trapani, col Lecce, col Catania, quindi con Siracusa, quindi
queste cose no, perché purtroppo abbiamo, però sono incontri che sicuramente con la fame di calcio che c'è, questo ritorno sicuramente si pagheranno le torri mobili e quant'altro, oltre a incamerare quei punti che ci possono fare comodo per evitare la retrocessione. I costi fra andare a Siracusa e qua già diciamo che ci siamo abituati. Una classe Lecce qua, una classe Trapani e una classe Trapani a Siracusa. Ma poi questo solo puoi andare nelle aziende a chiedere sponsorizzazioni, certo, perché senza questo si apre tutto uno scenario completamente diverso. Fermiamoci un attimo e parliamo di pallavolo. Dunque, parliamo della vostra struttura invece, quello storico palazzetto di Aragona. Ne ha tanta storia sulle spalle. Il nostro palazzetto diciamo che è in buone condizioni, anche quest'anno sono state fatte delle opere di manutenzione per svolgere al meglio gli allenamenti e il campionato, però chiaramente visto i grandi obiettivi che ci siamo posti probabilmente diventerà piccolissimo. Sì, verrà presa in considerazione la progettazione di un nuovo palazzetto sicuramente. Ma che ti risulta si può sempre realizzare sempre ad Aragona? Non saprei. Questa è una domanda da fare a Nino Di Giacomo. Sì, esatto. Bisogna vedere cosa gli frulla anche per la testa. Sì. Diciamo che ecco, qua c'è un legame tra Acregas e pallavolo Aragona. C'è per esempio Vicente che gioca con l'Acregas e la moglie di Vicente che gioca invece con la... Anche voi siete sulle spine. Perché se va via Vicente se ne va pure la moglie. Con noi, Jacqueline, per tu completare... pensi che resta la moglie? Perché no? No, non lo so. Penso proprio di sì, penso che resti con noi perché comunque si trova bene, penso che voglia completare questo progetto. Sì, questo progetto che è un po' importantino. Sì. Va bene, Empedoclina, abbiamo parlato di quello che è lo stadio con l'Ura in questo momento, ma parliamo ora di sport vero e proprio. Sì. Ecco, domenica c'è stato un bel derby, ma nel derby c'è stato anche un derby tra ex, perché c'erano empedoclini anche che fanno parte dell'Atletico Aragona, sì. Non solo con Fabio Speranza, ma c'era qualche altro che gioca, mi sembra pure. Sì. C'è stato, diciamo, l'anno scorso c'è stato un gruppo di ragazzi empedoclini che ha giocato nell'Aragona, che quest'anno sono tornati a blocco da noi, tant'è vero che ormai noi quest'anno abbiamo l'interezza dei titolari, anzi dell'intera squadra, che sono empedoclini, quindi nostrani. Dall'altra parte c'era, oltre a Fabio Speranza, c'era il portiere che l'anno scorso, Milizia, che l'anno scorso ha iniziato il campionato con noi, e quindi Lopresti. Diciamo, Lopresti, ce n'erano 3-4. E Lopresti ed Ernesto Lopresti, l'anno scorso eravamo molto di più, l'anno scorso c'era stata una migrazione verso Aragona, che c'è stato di nuovo il ritorno, perché abbiamo chiuso la quadra quest'anno, quindi siamo riusciti a riportare il nostro obiettivo. Anzi, noi ne approfittiamo per salutare il nostro Carmelo Di Betta, che è anche presidente della consulta dello sport di Porto Empedocle, no? È in procinto di avere la nomina ufficiale. Quindi ancora non c'è la nomina, però diciamo che questo è l'orientamento della... Sì, però a questo punto è doveroso così, se mi permettete, perché è giusto che come... fare i nomi pure degli altri che stanno contribuendo alla rinascita dello sport empedoclino a Porto Empedocle, quindi oltre a me c'è il presidente che è Alessandro Termini, e poi ci sono i dirigenti Antonio Lalicata, i fratelli Giuseppe e Dario Di Stefano, poi hai citato Carmelo Di Betta, c'è Davide Cristiano, e poi ci sono due vecchie... il ritorno, oltre che di Carmelo, di Totò Gramaglia, che è stato presidente in passato, e che vorrei cogliere l'occasione perché anche ieri c'è stato un omaggio a un grande presidente per vari decenni dell'Empedoclina, e quindi di Luzzu, così chiamato Luzzu Speranza, che ieri il figlio Fabio, insieme a tutte e due le squadre, siamo andati a deporre un mazzo di fiori dove era... lui solitamente andarsi a vedere le partite quando era in casa. È stato un bel gesto, diciamo, molto commovente, diciamo, c'è stato veramente meritevole di una persona che si è spesa molto per il calcio empedoclino. Per quanto riguarda i risultati, ovviamente per ora siamo nelle zone alte della classifica, siamo terzi.
i nostri obiettivi iniziali erano quelli. Diciamo che i punti di distacco dalla prima sono pochissimi ora, no? Diciamo che abbiamo avuto uno scivolone inaspettato a San Cataldo la scorsa settimana, un terzultima, non lo so, forse ancora avevamo le feste, avevamo in testa panettoni e pandori e quindi abbiamo giocato al giorno 7 alle 10. Sì, ma ho visto che hanno una bella squadretta. Ma c'hanno di nomi che hanno fatto qualcuno giocava anche con l'Acregas. Sì, c'è la Marca, poi c'è Ojeda, che faceva allenatore, poi c'era il centrocampista che era con noi, Maniscalco era con noi, tutta gente che ha giocato fino all'anno scorso. Infatti stranizzava il fatto come si trovassero e come si trovano ancora in bassa classifica, sono terzultimi e via dicendo. Con noi hanno trovato forse gli stimoli giusti, anche se noi dobbiamo dire che abbiamo sbagliato completamente partita. E con l'Aragona c'è un altro che sa Agrigentino, a Cragantino, Tonetti Laro, il grande capitano. Sì, il capitano, sì. E quindi siamo rimasti lì a San Cataldo, forse negli spogliatoi. Veramente il primo tempo abbiamo avuto tante occasioni perché siamo stati noi a non concretizzarle. Nel secondo tempo invece non c'è stata partita, è stato merito del San Cataldo, scusate, si chiama... in questo momento non mi ricordo, però la squadra è di San Cataldo, Spartacus. Ieri invece sembra che i ragazzi hanno bisogno, l'adrenalina glielo fa, l'importanza della partita, nel senso che non sbagliano un colpo con le grandi, mentre invece perdiamo punti con quelli che dovrebbe essere già sulla carta. Ma il calcio è così, è imprevedibile. Ma diciamo che sono stati Panettone e Pandoro comunque. Panettone e Pandoro. Diciamo qua c'è il presidente, allora. C'è l'Alessandro. Ora stiamo, sicuramente vogliamo mantenere questa posizione in classifica, i playoff sono alla nostra portata e sono il minimo obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio stagione. E quindi speriamo che poi non si sa mai, c'è tutto il girone del ritorno, chissà qualche passo falso della capolista, che è un'ottima squadra, l'Ercara, Albatros, che hanno fatto quest'anno una fusione con Brizzi e devo dire che hanno una bella squadra con dei giocatori pure di categorie superiori che giocano e ancora magari hanno la loro età, però ancora continuano, si vede che il come l'Acregas, anche la Bedoclina ha bisogno del suo stadio comunque, sì, magari facciamo uno stadio in comune a Villa Secca, che c'era veramente. Il paradosso è che fra Agrigento e Porto Empedocle, andando a Porto Empedocle, ma Agrigento ci sono una serie di impianti incompiuti e non solo, mi ricollego pure alla pallavolo e alla pallacanestro, perché dietro al Nicosia c'è il famoso palazzetto secondo me ci lavorano, sono incompiuti perché aspettiamo gli iraniani e noi dobbiamo aspettare gli iraniani. A proposito di iraniani, mi sembra che abbiano visto anche la struttura del villaggio Mosecic. Sì, hanno visto tutte le strutture, loro hanno intenzione, anche Fontanelli, di rimetterli a posto. Fontanelle? Sì, hanno visto pure Fontanelle. Perché Fontanelle c'è da allargarlo per farlo diventare Carmelo, quantomeno ti puoi allenare sempre, però Carmelo dobbiamo essere sinceri e onesti nella vita, perché non significa che se l'Agas si prende i campi deve fare scappare le altre realtà che ci sono, no, perché se tu vuoi andare avanti quello che non c'è stato, tu hai bisogno delle società satellite, di altre società, perché è così, se no non si può andare avanti. Io sono sempre convinto, l'ho sempre detto, che per me la cosa bella è vedere giocatori di Porto Empedocle, Ribera, cioè tutto il circondario, Grotte, sempre Aragona, San Giovanni. Guarda che se tu fai la conta nella Bedoclina di ieri, io ho visto, così scrutando la formazione, ho visto che ci sono ex ragazzi che giocavano con l'Acregas, Indelicato, c'era Benito Neri. Carmelo, io l'ho allenato 4 anni fa a molti di questi, perché se tu ti ricordi, sei stato allenatore della Bedoclina. Ci siamo salvati, poi mi è dispiaciuto che la squadra non è stata iscritta. Ora, poco fa, quando dicevo Spartaco, cioè io seguo l'Empedoclina perché sono rimasto, cioè un po' di cuore ce l'ho, perché Alessandro è mio cugino, Totò Gramaglia l'ho conosciuto, un ragazzo eccezionale, di Betta,
Poi mi ricordo la buonanima di Luzzo, che quello che faceva. Dico, e poi io da piccolino andavo, era a Villa Seta, andavo a Porto Empedocle, perché i migliori giocatori, non me ne voglia nessuno, era la migliore, la migliore piazza. La migliore piazza di giocatori era là, e dico, c'è sempre stata questa cosa, ecco, per questo dico. Totò, speranze? Sono cresciute questa sera dopo questa discussione? Sì, speriamo che questa trasmissione proprio possa essere ben augurante e che la prossima volta che ci si rivede si possa finalmente stappare nuovamente lo champagne, come abbiamo fatto quest'estate, quando proprio in estremis siamo riusciti ad iscriverci. Ora dico, aspettiamo queste risposte e che tutto vada bene. A proposito, una scomparsa dell'Agras non sarebbe tanto, non solo grave come prima squadra, ma sarebbe grave anche per tutto quello che ci stiamo dicendo, per le squadre giovanili, che io ho l'onore di seguire come medico, seguo la seconda squadra, e devo dire che ci sono ottimi elementi, come gioco, come espressione, come si entra in un'altra dimensione. La scomparsa, dico, non è solo che scompare la prima squadra, scompare tutto un indotto, tutto questo movimento giovanile di ragazzi, che chiaramente poi c'è chi proseguirà in altre società, in altre piccole, però è un peccato veramente, perché abbiamo visto come alcuni ragazzi, perché il brand poi è importante, il giocare in piccole società magari è diverso, cioè essere nelle giovanili dell'Agragas che milita in Serie C, certo, sono più appetibili, più facilmente raggiungibili, e anche per loro da un punto di vista professionale, per cui avere una squadra in Serie C attorno alla quale orbitano tutti questi giovani è anche una risorsa, anche in termini occupazionali, perché no? Certo. Perché qualcuno riesce a risolvere i problemi della propria vita anche nello sport, perché qualcuno di questi magari farà carriera e avrà risolto i problemi veramente, non solo tecnici sportivi, ma anche professionali. Per cui dico, speriamo che arrivano veramente le risposte positive e che tutto questo mondo Agragas possa salvarsi e continuare ad avere un seguito. Le premesse, a sentire gli umori, sembrano positive. Auguriamoci che tutto vada bene. Proprio oggi, Carmelo, ci sono due ragazzi che sono andati ad Empoli. Ecco, parliamo di Minacori. Ora, c'è due ragazzi che... Due attaccanti sono. Sì, sono già aggregati alla prima squadra. A Empoli, mi sembra. No? A Empoli, oggi sono atterrati a Pisa, l'Empoli li andate a prendere, li porta là, saranno 2 giorni, poi li riaccompagna e scendono. E poi c'è due altre società di Serie A che li vogliono vedere, però a differenza delle altre volte è che questa volta l'hanno richiesto loro. Quindi Tripoli, il non sono stati portati per l'altro sono stati loro a cercare. L'altro è Silvio Tripoli, poi c'è un ragazzo del 2004 che gioca con Dino De Rosa. Stiamo parlando di un 14enne. Sì, forse neanche ce l'ha 14 che lo vogliono vedere e deve andare in una squadra Serie A, però la cosa più veramente che ci fa orgoglio e ci dà quella cosa bellissima è che queste squadre sono stati loro a cercare, a fare il biglietto, a portarsi i ragazzi, non come 3-4 mesi fa che parevamo i provini di Maria De Filippi. E no? Non estratti a sorte, ecco, ma seguiti, che è fondamentale. Quindi c'è un'attenzione. Perché quando io ti dico di professionalità, oggi, quando parlano con Russello, ti interessa il ragazzo, o vieni a vederlo qua, o se deve salire, certo, fanno i biglietti come hanno fatto ora, tutto programmato dalla società, senza che i padri devono mettere mano in tasca, niente. Questa è la cosa bella. Voglio dire, già ci sono queste 2 o 3 squadre ed è un orgoglio. Poco fa Totò, anche l'indotto che c'è con gli alberghi, noi abbiamo 6 squadre, e se tu metti che 6 squadre, 3 ogni domenica, sì, giocavano qua da Agrigento, dobbiamo ringraziare il Campofranco, il sindaco Campofranco, che ci danno l'ospitalità, Favara, che ci danno l'ospitalità per fare giocare il settore giovanile, cioè,
noi abbiamo... Ci sono tanti problemi però è bello perché vanno attenzionate, guardate. Anche per Campofranco, per Favara, che le squadre vanno a soggiornare là, certo. È una cosa, però dico, dobbiamo ringraziare queste realtà che ci danno. Si spostano, come diceva la campionessa di pallavolo, che seguono i genitori, anche i genitori dei giocatori di calcio. Io ho visto una domenica, abitando là vicino, la tribuna piena di familiari dei calciatori del Siracusa. C'erano pochissimi agrigentini, no? Quasi tutti siracusani. Quindi c'è un indotto, c'è un movimento che porta chiaramente anche al lavoro, il bar, la trattoria, perché una volta che si trovano in città magari consumano pure qua, e quindi anche le giovanili movimentano come degli affari. Poi voglio fare complimenti a Stefano Valenti e a tutto il suo staff, perché ho visto che hanno vinto, li hanno invitati in trasmissione, e questa è una cosa bella, anche perché c'è gente competente. Ho visto qua persone come Angelo Caravanno, Sossiaruta, Lillo Giardina, poi c'era un altro ragazzo, cioè tutta gente competente, e Stefano sta facendo un grande lavoro insieme a tutti gli altri. Ecco, questo è una cosa bella, vuol dire che noi, il settore giovanile, dico io purtroppo quando parlo dico noi, perché io mi sento uno sportivo e mi sento uno di loro, dico noi, nel nostro territorio ci sono le realtà. Bisogna cercarli. Bisogna avere, non solo questo, avere rapporti buoni con tutti, perché se deve fare calcio tu devi avere rapporti buoni. E allora noi ci avviciniamo verso la conclusione. Vivaio di pallavolo ad Aragona, come sta andando? Sta andando molto bene, stavo pensando proprio a questo, perché è davvero un bel gruppo, numeroso, e la cosa bella è che le allenatrici danno la possibilità ad alcune ragazzine di allenarsi con noi ogni tanto, quindi entrano a far parte della prima squadra, e questo è importante, con le compagne più esperte, acquisiscono più esperienza. Quindi diciamo che una base c'è buona ad Aragona. Tu sei di dove? Io di Agrigento. Sei di Agrigento, ma sei cresciuta dove? Io ho cominciato qui con Angelo Cinquemani, poi all'età di 13-14 anni sono andata ad Aragona, e sono rimasta lì. E là ti sei completata? Sì, con Carina e Francesco. Con Nino Di Giacomo le cose vanno bene, lui è un tipo che crede moltissimo nel salto di categoria già a partire da quest'anno, no? Sì, in particolar modo quest'anno è molto presente, davvero tiene a questo progetto. Tant'è vero che sono state scelte diverse atlete di una certa esperienza e qualità. Infatti questo è molto stimolante anche per noi locali, che comunque abbiamo sempre sudato i vari campionati, e quest'anno invece abbiamo quella marcia in più grazie a queste giocatrici di esperienza, proprio per fare quel salto di qualità. Anche perché lo staff tecnico vive ad Aragona, quindi costantemente siete anche seguite, no? Sì. E Bedoclina, allora cosa diciamo ai tifosi? Ce la facciamo quest'anno? Allora, un attimino prima mi deve permettere di rimediare a una gaffe che ho fatto, nel senso che ho dimenticato di citare il dirigente forse più importante, il nostro segretario, che è Roberto Martello. Ci tenevo perché sennò la prossima settimana non abbiamo nemmeno le distinte per andare a giocare. Lo salutiamo Roberto Martello, sicuramente. Proprio la parte pratica per i tifosi devono continuarci a supportarci e a sopportarci, quindi gioco le parole, nel senso che sicuramente teniamo duro, il nostro obiettivo è i playoff, e li faremo sicuramente. In questo momento ci troviamo a 5 punti, abbiamo 5 punti di vantaggio rispetto alle altre squadre sui playoff, quindi il nostro ruolino di marcia è abbastanza positivo. Speriamo che il ritorno non smentisca quello che sto dicendo, e quindi ci sia la conferma delle mie parole, che vengano sempre più, vengano una parola troppo, vengano allo stadio perché non possono entrare, vengano e ci supportino da dietro la rete, non puoi dire venite numerosi perché facciamo, diciamo così, però diciamo continuate così, e sicuramente, come dicevano gli altri amici qui presenti,
è giusto che Porto Empedocle abbia, diciamo, quello che merita, perché rappresenta sempre una piazza calcisticamente della nostra provincia abbastanza importante. Totò, prego, vuoi concludere? No, quindi questo ho concluso. Totò, sul web certe volte c'è grande ironia, grande scetticismo, qualcuno magari va oltre, ecco, non è che dobbiamo fare stufare, come dice qualcuno, oppure questi che vengono prima del tempo. Purtroppo le amarezze, le disillusioni sono state tante, sono stati 3 anni difficilissimi, nessuno immaginava che andare in Serie C avrebbe portato tutta questa serie di lutti, disgrazie e problematiche varie. Sapevamo del problema dello stadio e si pensava che si potesse risolvere più facilmente. Invece è stato il vero, la vera palla al piede che ci ha portato al disastro attuale, perché io ripeto che con questa squadra, se quest'anno avessimo continuato a giocare alla Seneto, avremmo sicuramente avuto qualche punto in più e saremmo in piena lotta tranquilla per salvarci, quando meno per essere a metà classifica. Però non di meno, dico, chiaramente non mi sento di condannare chi, perché sai, i tifosi si dividono sempre in 2 fasce. I pessimisti, a Palermo li chiamano i nemici della contentizza, dice chi non ci va bene mai niente. Dice anche che noi iraniani, anche se Berlusconi rilevasse l'Agrigas, troveranno un picco, una cosa, ma perché si piglia l'Agrigas, cosa ci fa fare, su di lontano, chi si iraniani, cioè dovunque, chiaramente, però, e poi dall'altra parte ci sono gli ottimisti, dove ci mettiamo io e Ciccio, cioè di quelle che sperano fino alla fine che poi una soluzione si possa, dico, non me lo sento di condannare, perché dico le illusioni, le amarezze, chiaramente sulle macerie dell'Agrigas molti sciacalli, molti avvoltoi si sono aggirati, certo. E gettando ancora maggiore discredito e inducendo i tifosi a essere molto amari e molto disillusi. Per cui quando incominciò a sentirsi un'ulteriore trattativa sembrava anche quasi una barzelletta, sembrava una battuta che gente, no, e che questa comunità dall'altro mondo completamente si potesse interessare alle vicende dell'Agrigas. Ma siccome viviamo, come si dice, in un mondo globale dove gli interessi commerciali, perché bisogna anche dirlo, questa gente ha delle attività per cui l'Agrigas sarebbe un complemento, certo, alle varie attività che questa società, questi imprenditori hanno. Ecco, cerchiamo di non scoraggiarle, ma incoraggiarle. No, incoraggiarle, purtroppo già... Anche perché questi non sono sprovveduti, hanno a che fare pure con il mondo del calcio, con Zambarini, sono stati pure a Palermo, no, per il hanno affari personali, perciò dico non è gente sprovveduta. Sono un certo giro, diciamo. Certo, sì, sono venuti qua, poi sono stati a Palermo, dico, è gente che ha una squadra là in Serie A, ha preso dei brasiliani, dici magari là è la nostra Serie C, però ha preso brasiliani a un costo, e là i costi è come la Serie A, vai da 400.000 euro a 2 milioni di euro di ingaggio, perciò dico magari sarà, però dico non è gente sprovveduta. Io mi auguro che la cosa si faccia, però non è campata in aria come qualcuno voleva. Ecco, questo dobbiamo dire. Possiamo dire che la vera trattativa unica, forse trattativa seria, è questa che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Mentre le altre chiaramente erano dei procuratori che non volevano rilevare l'Agrigas, ci volevano appioppare eventualmente, certo, i propri giocatori che avevano in scuderia, cioè infatti insistevano perché Giavarini rimanesse, perché Alessi rimanesse, certo, perché il loro vero scopo dei personaggi erano che loro rimanevano e ci davano i giocatori, cioè tutto al contrario di quello che invece erano le necessità nostre, e noi cercavamo capitali. Questo perché noi, la verità è una, la nostra società, cioè il nostro maggiore azionista, ci ha portato a questo, perché ogni 6 mesi si dimetteva, ogni 6 mesi andava a cercare altre persone, e allora ognuno cercava di entrare e, come si dice, mungere, ma perché era lui che si faceva mungere, non è che erano gli altri. Questi di qua invece, che non guardavano a certe cose, sono venuti e stanno portando una trattativa seria, finalmente una trattativa sotto traccia, perché è venuta
Io ti posso dire, le ho conosciuti un po' di minuti, veramente gente non guarda, magari dici, qualcuno mi vede Carmine, ma questi ora non vengono, partono. Questi ti posso dire che alcuni andranno in Iran, dei nostri, e i biglietti, per quello che so io, i biglietti stanno facendo loro. E un biglietto non costa 100 euro, 200 euro, ha un costo, dico, e questi per fare andare delle persone là a ospitarle, c'è un costo, allora sono persone serie. Poi la cosa può andare in porto e non può andare in porto. Noi ci auguriamo, poi come dici tu ci sono sempre quelle pessimiste che dicono sì, però loro, sì, però... Allora, sì, parliamo di un paese dove si vuole, queste persone si vogliono portare dei capitali in Italia perché hanno degli interessi lavorativi, sì, ma parliamo di gente che già in Italia e in Europa stanno operando. Sì, stanno operando. Ci sono persone qua da Agrigento, che c'è una persona qua da Agrigento che è iraniana, che sta seguendo l'operazione, è un ragazzo che è serio, pulito, sì, non è uno che tu lo vedi. Io ci ho parlato, neanche io ci credevo, è uno che va all'ambasciata, entra, già. Poi c'è un altro ragazzo che non farò il nome, certo, perché è agrigentino, che grazie a lui oggi siamo in questa fase, è una persona seria, è una persona che ama l'Agras. Io ho fiducia in questa persona perché vedo come la sta vivendo, si è messa in mezzo. Allora, io dico a quelli che sono scettici, guardate che è una cosa seria e non si sta perdendo tempo solo perché questi non vogliono comprare, si sta perdendo tempo perché questi vogliono comprare, e se si va là è perché tu vai a fare là tutto in ambasciata, sì, perché tu devi, se questi possono venire in Italia oggi, vengono per 6 giorni, se si prendono la squadra possono venire per 20 giorni, è un problema, cioè, hanno una struttura, c'è un problema tutto diverso, vengono da un altro mondo dove certo, per ora c'è una guerra, c'è il problema ci sono secondo me soltanto, è un problema di fiducia tra le parti, cioè tra l'attuale dirigenza nostra e questi futuri imprenditori, questi nuovi dirigenti, perché alcune beghe burocratiche purtroppo ci saranno, perché parliamo di un mondo completamente diverso, non parliamo di gente, e siccome la Lega si è bruciata in alcuni passaggi con alcune società, vedi il Parma, con persone, certo, per cui chiaramente la vicenda Agras è sotto il riflettore della Lega, anche se in questo momento la Lega, Gravina hanno altri interessi, sono distratti, ma chiaramente i dirigenti, i funzionari rimangono, i vertici magari fanno politica in questo momento, ma il dirigente, così come attenzionava il problema del Vicenza, del Modena, che purtroppo ahimè facendo le corna come sono finiti male, attenzionano questo passaggio proprietario, perché quando venderà fuori su Sport Italia, su Sky, il gruppo iraniano ha acquisito l'Agras, per cui dico, sarà anche da un punto di vista di immagine. Questo è avanti perché questi per venire già qua, quelli che sono venuti, sì, hanno intenzione di venire. Sono venuti, il visto gliel'hanno dato in 15 giorni, di solito ci vogliono dai 3 mesi a salire, perché sono persone per bene. Se no in Italia li facevano entrare, dico, non sono come qualcuno pensava, perché probabilmente ci sarà subentro in via di iussione, cose, dico, ci saranno tutta una serie di problematiche, però se si stringono la mano io penso che questa cosa possa andare in porto, e poi magari i dettagli tecnici, burocratici si metteranno a posto nel tempo. Lasciamoli lavorare. Certo, a noi interessa soltanto la parte finale, che tutto si risolva positivamente. E che le torri finalmente, e che le torri, si possa muovere la torre, che non sia una torre di cemento. Scaccomato. Va bene, e speriamo che tutto vada bene. A questo punto noi terminiamo questa prima puntata del 2018, è stata ricca di argomenti. Ci siamo occupati di pallavolo, chiaramente di calcio, sia a Cragantino che a Empedoclino. 2 blasoni che talvolta sono stati non solo diciamo, vicini per scambio di giocatori, ma sono stati anche avversari, perché
Akragas Empedoclina noi la ricordiamo, quello che è successo, però la cosa più bella è che è successo che c'è stata una bella partita, però non è mai successo nulla di grave. Ma non solo, ma ci sono empedoclini che sono anche tifosi anche dell'Akragas, e questo è anche per non ricordare il grande Filippazzo, che era un fatto positivo. Bene, ringraziamo allora Cristiana Messina per la sua presenza, complimenti e in bocca al lupo per la tua squadra. Ciccio, questa sera noi abbiamo cercato di far capire, ma forse abbiamo fatto capire un po' troppo ai nostri amici telespettatori, speriamo che alla fine veramente si raggiunga lo scopo principale, che è quello di finalmente che si possa creare questa benedetta società e che poi il resto verrà da sé. Totò, che dire? Salutiamo a Gerlando che oggi non c'è. Ecco, noi salutiamo, ecco, poco fa abbiamo parlato che manca Gerlando è fuori per una riunione di condominio, lo dobbiamo dire, e quindi non è potuto essere qua. Sia una bella riunione di condominio, perché esatto, lui è un ragazzo che finalmente possa fare che l'ascensore, stavano discutendo sull'ascensore. Se l'ascensore parte è buono anche. Carmelo, ci siamo messi alle spalle il 17, speriamo che il 18 porti bene. Sicuramente. Silvio Laporta, grazie. Grazie a voi. Grazie noi vi seguiremo sempre anche come TVA, anche come Agrigento Sport, siamo sempre vicini all'Empedoclina. Ai nostri amici telespettatori, grazie per la cortese attenzione, noi ci rivedremo in occasione, guarda un po', forse è stata fatta apposta, della 17ª puntata, che probabilmente sarà un numero che ci porterà fortuna. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera.